No, I'm not a writer. E buongiorno Italia, buongiorno un cazzo. Oggi cosa facciamo di bello oggi? Oggi togliamo via tutte la vedo dura, tutte le carte dai mobili, che domani pomeriggio vado dal coso, no, dal barbiere sono stato ieri, da quello lì dal falegname. Che lo scempio abbia inizio. No, ho già iniziato. Dai, aspetta domani. Ok, dai, domani montiamo i panel out. E eccoci qua, vara, che bravo che sei stato Yuri, sì lo so, grazie. È lì che è tutto bagnato e bella doccia, è normale, no? Dopo comunque ci andrà il pannello. Questo è l'armadio, anche qua sotto, anche i cassetti, bene. E tutti i gavoni in alto, tutti i gavoni. Yeah. Il linguaggio del corpo, sai cosa vuol dire? Buongiorno un cazzo. Oh mio Dio, non ho più un tempo per me. Ho provato ieri a montare il video, ma porca miseria, sono crollato dal sonno. Sto facendo un corso di Veneto con un fan. Arriverà, mannaggia. Fioi. Guarda le cocò che sono venute a trovarti. Ciao cocò, te non interessa le cocò. Però loro sono venute, hai visto? Sono gentili. Digli ciao Cocò. Dove stiamo andando? Stiamo andando a trovare la cicetta che è andata a vivere in camper, che qui dovrebbe, in teoria sta facendo i mercatini con i quadri che dipinge. Adesso andiamo a conoscerla. Wow! Allora, siamo arrivati, ecco qui la signorina che la prossima volta ci racconta il suo essere matta e il suo volere andare a vivere in camper, giusto? Il camper ce l'abbiamo. Vero? L'abbiamo recuperato. Ecco. Abbiamo recuperato la disdetta all'appartamento. Ecco. Abbiamo recuperato anche un camper già con fotovoltaico, che era ottimo. E allora alla prossima le rompiamo le balle. Facciamo la prima notte insieme comunque, affiancati camper con camper. Ognuno nel suo. Però camper vicino a casa. Cane pericoloso è la prostituzione. Cioè, che dici? Anticipiamo il camperone. Cioè, guarda che razza di camionista di donna. Cioè, il doppio del mio, porca miseria. E guarda anche che parcheggi, cioè che io me li scordo sti parcheggi qua. Ammira. Finché non tocca non vado. Comunque niente, abbiamo deciso. Sì. Appunto ci cattiamo in brussa, quindi la Tosa dopo ti racconta tutto quanto, tutte le sue cose da femmina camperista. Sì, soprattutto perché sono femmina, abbiamo Esatto. molti bisogni diversi. Giusto, sì? Probabilmente sì. Non so. Vedremo. Ah, ok, vedremo. Recensione del camper dello Yuri, 2 punti. 2 punti, direi che è stra figo. È molto coccolo, molto personalizzato, mi piace un sacco. Ma mi piace proprio la disposizione di tutte le cose, l'organizzazione al millimetro proprio. Quindi lo puoi comprare tranquillamente a 63.500 euro, che è il prezzo di quello che ho visto. Vendi? No, ho visto uno che è più o meno... La metà. Sì, no, è più o meno 47 volte oltre il mio budget disponibile. Quindi, insomma, Ok. hai capito, sì. Sì, ma con 60.000 guarda che ne prendi uno tipo... che è un tir, dentro c'è di tutto. Non credere. No, No, quello che ho visto io era il compact. Ah, no, io ho visto proprio, cioè, veramente tir straddobbati, Non mi piace la con basche idromassaggio. No, No, neanche a no, me, per no. carità. Io ho cercato la povertà proprio. Noi cerchiamo l'essenziale, Il wild. il wild E anche essenziale. l'accendino. Eccolo qua. Comunque adesso Fumatoio. assaggerò questo zucchero di... Quella è marijuana. Scusami? No, è cocco. Ah, no, perché Ah. bastava dirlo prima. Ti do del tu, ti saluto. Ringraziamo per averci ascoltati e seguiti. Mi godrò questo caffè con zucchero di cocco, mai assaggiato, e il super cucchiaini in legno, che anch'io voglio. E ci aggiorniamo alla mia prima notte in camper. È vera, è vera.
Bene ragazzo, la signorina se n'è andata anche perché avevo una scoreggia in coda d'attesa che metà faceva basta. E noi adesso ritorniamo in zona lavoro perché oggi è domenica e cane, è così. Oggi è così, purtroppo è così. Sabato l'abbiamo passato al falegname, hai visto? Abbiamo i mobili. E là, con un po' di luce sono bellissimi. Tutto in frassino, tutti ben attaccati col silicato. Qua non so se ti ricordi, qua sotto che era tutto spaccato, che c'era quella roba tipo che si alzava, no? Che serviva a fare la prolunga. Tolto tutto e messo un pannello unico, guarda che figata. E poi ovviamente tutti, anche questo, i cassettini. Chiuditi bene, cosa c'è qua che blocca la chiusura? Questo qua dell'armadio. E la porta del bagno c'è tutta un'altra roba adesso, guarda che bello, c'è niente più smagliature, è fantastico, bello, cioè veramente sono strafelice. Che poi col pavimento qua color parquet è stato proprio il tocco, veramente. Dopo de gustibus, cioè, capito, questo è quello che piace a me. E adesso il prossimo step da trovare, come si chiama, la coperta messicana, no? Praticamente è una stoffa un po' grezza con delle fantasie tipo a righe con molti colori, è molto bella al posto di questi. E poi cambiare il tipo di gomma a piuma che c'è sotto, perché questa appena ti appoggi, cioè, è morbidissima, è aria, sbatti subito le ossa del culo perché io sono magro come un biafra nel legno che c'è sotto, hai capito? E poi la faccio delle dimensioni giuste, cioè qua mi sborda troppo, a volte uscendo la tocchi, sposti tutto, quindi no, me la faccio delle dimensioni serie che dico io. Boh, dai, basta parlare di sto camper, Yuri, dai che andiamo. La donna è un mobile, un comodino o un armerone, dipende dalla dimensione. Dai, va dentro, cancaro! Sto rimontando il tutto, no? Allora, guarda, ho rimontato il piccio qua, vedi che bello col pannellino nuovo adesso. Yeah. Adesso monto il portasapone, i picci là col Bosti che sto aspettando che si cosi, come si dica, si asciuga, e domani gli riattacco questi. Brevissima lezione di Veneto. Allora, ancuo a so incrudio. Oggi ancuo sono incrudio. Incrudio è tipo quando tu hai un po' di misto freddo, però vedi anche altre sfumature che possono essere diversamente interpretate in base alla zona geografica dove viene utilizzata questa parola. Tipo incrudio vuol dire, secondo me, dalle mie parti, è sì, ho freddo, ma anche ho quel freddo con poca voglia di fare, sono qui tutto un po' così, no? Pertanto, taglias tua. No, pertanto no, cava via la parola pertanto. E ora taglias tua. E ora vuol dire e allora, pertanto, che accendo, io accendo, a stua la stufa. Cioè è già accesa, però la alzo. È già attaccata, però alze. Poi aspetta perché la nonna, dov'è che l'avevo scritto? Eccolo qua, mi aveva passato altro materiale didattico, tra cui sgaruffar, cioè sgaruffar riferito alla legna sul fuoco vuol dire tipo smuovere la legna in modo da far ardere meglio le braccia e far salire il fuoco, no? È una sgaruffata a legna, no? Hai capito? Quindi è sgaruffar, voce del verbo sgaruffare. Mi sgaruffe, ti te sgaruffa, che altro sgaruffa? Noi altri sgaruffen, che altri sgaruffea e tutti devono sgaruffare.